credo che la lettura degli atti consenta un po' a tutti i cittadini di comprendere lo sforzo che è stato fatto per raggiungere un voto unanime su un testo che raccoglie il lavoro fatto lungo 10 anni. E potendo leggere gli interventi dei singoli consiglieri, che sono moltissimi, ecco perché le quasi 1000 pagine, c'è la documentazione della voglia di fare un grande statuto, trovando il punto di incontro tra le diverse posizioni. È una grande conquista che abbiamo ottenuto, l'unico esempio in Italia in cui tutti i 60 consiglieri hanno votato all'unanimità per questo testo in duplice lettura. E quindi abbiamo ritenuto doveroso che questo sia un documento che sia a disposizione in particolare delle giovani generazioni, più ancora degli studenti, di quelli che frequentano le università, per rendersi conto che abbiamo dato al Veneto una carta costituente molto importante. Si parte da qui, anche perché assieme allo Statuto è stato licenziato il nuovo regolamento ed è stata licenziata la nuova legge elettorale che abbiamo già applicato in questi giorni. E credo che sia anche un buon viatico per i consiglieri che entreranno in carica già questa settimana, di trovarsi con la documentazione perfetta per poter affrontare i problemi importanti che ha la nostra società e la nostra regione. Quindi lo vedo come un atto di buon arrivo, buon lavoro e grandi capacità di risposta alle attese dei nostri concittadini. Lo Statuto del Veneto mette insieme tutte le strade possibili di autonomia, perché l'attuale Costituzione questa non ce la consente così come la vorremmo, però si spinge nell'estremo limite di quello che ci ha consentito. Ed è per questo che è utile e innovativo in riferimento a quello che avevamo prima. Ribadiamo la valenza del popolo veneto, ribadiamo Venezia capitale, apriamo a una forte concezione del rispetto della solidarietà e della sussidiarietà, apriamo alla tutela obbligata ai giovani, alle donne e agli anziani. Riteniamo che sia un documento che contiene tutti gli spazi che guardano al domani. Così come è stato prezioso lo Statuto del 1970, noi ci auguriamo che questo Statuto sia prezioso per gli anni a venire.